Da Cortina d'Ampezzo, in questa bellissima giornata sotto il campanile bianco, fra pochi minuti prenderanno il via alle 8:30 la Marathon, 9:10 la Classic Cortina Trophy. Antonio Colli, lo speaker che insieme a Sara Mastel andrà a commentare e a dare quello che sarà l'emozione. Quasi 1000 concorrenti in questo bellissimo territorio, 74 km, 50 per la Classic, ma tanta energia. Ci siamo fra pochi minuti da Cortina d'Ampezzo, Cortina Trophy 2019, quarta edizione. Salutiamo tutti i concorrenti e tutti i villeggianti di Cortina Trophy 2019, grande evento, tutti qui carichi per la partenza, ore 8:30 Marathon. Tutto pronto per la quarta edizione della Cortina Trophy 2019. Percorsi confermati in sicurezza, tempo bellissimo, quarta edizione con il sole, tantissimi partecipanti, tutto pronto. Siamo con il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo, Gianpietro Ghedina, un comune sportivissimo e che nel 2026 andrà ad accogliere un'altra importante manifestazione. Sì, una Cortina non solamente capitale della neve con i mondiali di sci 2021, con le Olimpiadi Milano Cortina 2026, ma una Cortina che vuole essere protagonista anche negli sport estivi, quindi running, mountain bike. Oggi la Cortina Trophy, una manifestazione a cui siamo molto legati, che è cresciuta molto negli ultimi anni, una bellissima giornata di sole tra le nostre fantastiche montagne. Sindaco, lo aspettiamo, ci sono anche le e-bike, se non è allenato il prossimo anno la vogliamo vedere con la Cortina Trophy. Ma può essere, la bicicletta mi piace molto, la mountain bike la faccio, quindi può essere che la prossima edizione mi veda alla partenza. Bene, sarà proprio il sindaco a dare il via fra pochi minuti alla Cortina Trophy Marathon e allora prepariamoci. A voi, buona gara a tutti.
Grandissimi. Basta che non mi fermo, se mi riprendo che mi fermo.
esperienza in questo tipo di marathon a Cortina, sentivo poc'anzi le tue parole con i concorrenti, è una vera gara di mountain bike. Commenta la tua gara e il percorso. Sì, è una marathon molto dura, non me l'aspettavo così dura e sono rimasto molto contento, entusiasmato, un percorso veramente bello. Sono sicuro che in futuro tornerò e magari cercando di fare ancora meglio. È una gara dove l'effetto traino sia psicologico che reale può dare adito a vantaggi, o è una gara strategica e di muscolo? Ma le salite sono molto dure, quindi chi ha gamba va su, chi ne ha un po' di meno rimane indietro. E allora ti aspettiamo l'edizione 2020 con il terzo arrivato Leopoldo Rocchetti. Andiamo alla volta di colui che gode di 350 vittorie, un guerriero del mountain bike. Secondo arrivato oggi Marzio Deo. Che gara! Anche un altro podio per te. Questo è un podio che forse metterai fra, ho capito dai tuoi occhi, fra quelli che ti sei guadagnato di più nella tua carriera. Vabbè, adesso tutti i podi che arrivano sono tutti più che guadagnati, perché ormai con l'età faccio fatica anch'io, per cui onore ai giovani. Io cerco di dare sempre il meglio ed essere ancora competitivo, riuscire ad arrivare tra i primi ancora in qualche gara per me è motivo di grande orgoglio. Ha detto così perché non ha 20 anni, 30, ne ha ben 51, dico bene Marzio, e a 51 anni arriva sui podi di una gara dura. E allora senti l'onore del pubblico, di chi ti vuole bene, e a questo punto mai fermarsi e saranno altri risultati. Ti aspettiamo però nel 2020. Ma spero di essere, la gara mi è piaciuta, una gara spettacolare, una tra le più belle sicuramente che ci sono in Italia, percorso duro, tecnico, una gara completa di vera mountain bike in uno scenario come questa valle di Cortina e questo cadore spettacolare. Vi do una chicca a te, al vincitore, grazie alla TDS. Il vincitore della Classic dei TOS ha impiegato 21 minuti e 49 dal passaggio autostradale del Tre Croci al traguardo. Voi avete l'identico tempo, 21 minuti e 28, ancora meno, per percorrere dal Tre Croci qui all'arrivo, tu e il Carnielutti. Bene, sono anche soddisfatto per la vittoria nel corto dei TOS, che è un mio compagno di squadra, e niente, primo lui, secondo io, giornata molto positiva. Vi aspettiamo alle 15 per il suggello della Prize Giving Ceremony. E ora il trionfatore ci aveva provato nel 2016 quarto, ci aveva provato l'anno scorso terzo, non ha fatto quarto, terzo e secondo. Mandi al secondo e saluti al primo posto. È lui il trionfatore con un tempone 3:47. Descrivi la tua gara e il percorso. Il percorso è davvero tostissimo, una vera gara di mountain bike. Oggi penso di averla gestita nel migliore dei modi. Ho affrontato la prima salita con un ritmo giusto, non troppo forte, in quanto era veramente una salita durissima. Poi nella parte tecnica probabilmente avevo qualcosa di più e sono riuscito a guadagnare un po' di vantaggio, e poi ho proseguito regolare fino all'arrivo e ho tenuto un po' di energie per l'ultima salitella di giornata, perché sapevo già dagli anni prima cosa mi aspettava e non volevo mettere il piede a terra come gli anni scorsi. Allora ho cercato di gestire un po' meglio le energie e è andata bene, dai. Mi ha preceduto la domanda, volevo proprio chiederti se qualcuno ha messo il piede a terra su questa sorta di zoncolan della mountain bike. Penso che oggi quasi tutti hanno messo il piede a terra. Io penso ho percorso 20-30 metri anche a piedi, sia nella prima che anche sull'ultima. Non è solo la difficoltà della pendenza, ma proprio la caratteristica del terreno in sé che non ti permette di salire in certi posti, in certi tratti, perché è proprio smosso e sì, ci vuole davvero tanta forza, la pendenza è elevata e c'è il rischio di scendere a piedi, insomma. La Cortina Experience presieduta da Federico Casalini vuole sempre migliorare. Se dovessi dare un consiglio ove ce n'è bisogno, che cosa consiglieresti? Ma secondo me, visto le passate edizioni, penso che il percorso che abbiamo fatto nella prima edizione, che si faceva una salita, adesso non mi ricordo, era 100% in single track su una mulattiera, era probabilmente ancora più spettacolare del percorso di oggi. Comunque oggi era più tecnico di tutte le altre edizioni, una gara di mountain bike che è davvero una gara di mountain bike fra le più toste d'Italia.
Grazie dei suggerimenti che sicuramente vedo lì gli addetti al percorso andranno, e anche qui il presidente, e quindi dai, facciamoci questa stretta di mano live con il presidente Federico Casalini e onori al vincitore Diego Carnielutti. Vi aspettiamo anche voi, gentile pubblico, alle ore 15 per la cerimonia ufficiale di premiazioni. Siamo con Annabella Stropparo, stravincitrice dell'edizione 2019, la quarta della Marathon Cortina Trophy da Cortina. Sentite da lei qual è stata la gara, cos'è la gara a Cortina? La gara a Cortina bisogna arrivare ben preparati, sia per le salite ripide e soprattutto per le discese tecniche, ben segnalate, con tratti segnalati anche da scendere a piedi, perché proprio in bici non le fai. Corti, quindi non è queste grandi scese che devi farti tutto a piedi, però panorami bellissimi, perché quando arrivi su in cima le Dolomiti sono le Dolomiti, non c'è niente da fare, puoi girare tutta l'Italia, tutto il mondo, ma quando sei qui sei nel paradiso. Abbiamo capito che quindi nel suo ricco curriculum 18 vittorie nazionali, tantissime vittorie. Nel suo curriculum forse fra i gradini più alti e sulla sua stanza una fotografia di oggi ce la metterà. Sì, decisamente, anche perché comunque ho già corso tanto e qui non ero mai riuscita a venire. Bene, solo una cosa non è serenissima al massimo, manca una persona importante. La vittoria c'è a Cortina, ma non c'è la sua vittoria, e cioè? La mia bambina purtroppo è a casa ammalata e abbiamo preferito non farle fare questa lunga trasferta, ma adesso la chiamerò subito, se il papà non l'ha già chiamata, per dirglielo, insomma, che è andato tutto bene. Lei ci tiene solo a sapere che sono arrivata sana e salva senza un graffio. Diciamolo, tanto tutto si può registrare, fra 10 anni vedrà la mamma che la saluta da Cortina da un pezzo. Lì c'è vittoria. Ciao amore mio, tutto bene, ho vinto e neanche un graffio come vuoi te. Annabella Stropparo, forte, simpatica mamma, l'aspettiamo per la cerimonia di premiazione nello stesso podio dove vincono le grandi jet donne nello sci alpino, in una Cortina che ospiterà nel 2021 i campionati mondiali, le Olimpiadi 2026. Annabella Stropparo c'è. Si sta per concludere la gara, stanno arrivando gli ultimi concorrenti sia della Marathon che della Classi della nostra manifestazione Cortina Trophy. Cosa dici, Antonio? Dico che è andata molto bene, noi eravamo motivati, ci hanno fatto motivare tantissimo pubblico, concorrenti entusiasti, bel tempo, tutti hanno detto bella gara, dura gara, e quindi adesso ci manca solo la premiazione, dobbiamo andare a correre a farla, e la Cortina Trophy 2019 sta chiudendo, nel 2020 sarà ancora più bella. Ciao! Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever.
Il tuo impegno merita il meglio. Ethic Sport, sempre un passo avanti.